L'Agregas è stato ripescato in promozione, lo ha ufficializzato la LN di Sicilia, presieduta dal presidente Sandro Morgana. Finalmente, dopo un paio di mesi di trepida attesa, riparte il calcio ad Agrigento, dopo l'abbandono del precedente sodalizio che si era rifiutato di completare la scorsa stagione di Serie D. Il nuovo corso pilotato dall'imprenditore Salvatore Laporte è ripartito grazie all'acquisizione del titolo dell'Atletico Cambofranco di prima categoria, cui è seguita l'iscrizione e la domanda di ripescaggio in promozione. Nella lunga attesa, la nuova società si è organizzata con l'arrivo del Tecnico Club di Catania e del DS Tino Longo che hanno provveduto a comporre una rosa di calciatori di tutto rispetto. Ma la novità assoluta riguarda l'inserimento del club biancazzurro nel girone D di promozione, dove sono presenti solo e esclusivamente compagini d'Oriente, compagini ragusane, siracusane ed anche nissene. In poche parole, la prossima stagione non prevede alcun derby, perché le agrigentine, Aragona, Gemini, Casteltermini e Margheritese faranno parte di un altro girone. Comunque questo è il nuovo girone D a 14 squadre che interessa direttamente l'Acragas, l'Atletico Megara e il Città di Canicattini, Scicli, Gimnica Scordia, Priolo Gargallo, Frigentini, Noto, Proragusa, Golat di Caltagirone, Santa Croce Soccer, Serra di Falco, Sommatinese, Vigor Gela e poi chiaramente Virtus Acragas. Discorso diverso invece per il girone A, dove sono state inserite le compagini agrigentine. Il numero in questo caso sarà formato da 16 squadre e ne faranno parte Aragona, Mazzara, Aspra, Atletico Partinico, Camporeale, Casteltermini, Città di Casteldaccia, Alcamo, Fulgatore, Gemini, Margheritese, Oratorio San di Giro e Giorgio, Salemi, Sport Palermo, Terrasini Mondi e Valderice. Domenica prossima, 21 settembre, a partire dalle ore 15:30 scatta la Coppa Italia Orazio Sino, con gare di andata e ritorno a cambi invertiti il 1° ottobre 2025, che poi è un infrasettimanale mercoledì, e che metterà di fronte un paio di derby, tutti agrigentini. Si affronteranno infatti Aragona Acragas, Casteltermini Gemini e infine poi la Margheritese affronterà il Mazzara. Direttore, è arrivata questa notizia del ripescaggio, sarà campionato di promozione, girone D, se l'aspettava? Per noi il fattore dell'attribuzione del girone è stato un fatto sempre indifferente. Era importante esserci nell'organico delle squadre di promozione, però il girone sinceramente non è stato mai attenzionato più di tanto. Indubbiamente ci avrebbe fatto maggiormente piacere essere collocati nel girone territoriale, diciamo, più di appartenenza insieme alle altre agrigentine e alle trapanesi, però va bene così, insomma. Il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia, si giocherà ad Aragona, la Coppa Italia che non può essere sottovalutata perché è un impegno ritenuto importante anche ai fini di eventuali promozioni. Assolutamente sì, la Coppa Italia in promozione conta come il campionato perché è una delle porte di accesso al campionato di eccellenza. La vincitrice della Coppa Italia ha diritto di essere promossa al campionato superiore, quindi non è una competizione da sottovalutare né tantomeno da considerare secondaria rispetto agli impegni in campionato e se proprio la vogliono dire tutta è una competizione che si svolge in 8 partite, le prime delle quali andata e ritorno, e quindi merita tutta la nostra migliore attenzione. Si è fatto un'idea di questo girone D, delle squadre che sono inserite in questa griglia? Sinceramente no, perché non le conosco. Abbiamo incontrato in amichevole il Santa Croce, però di altre formazioni, insomma, ne conosciamo solo di alcune, l'antico blasone, come per esempio lo Scicli, la prima formazione mi viene in mente, però sinceramente sappiamo veramente molto, molto poco. Sappiamo che a prescindere dalla consistenza degli avversari, dalla composizione del girone, l'Acres deve pensare a fare il proprio campionato, perseguire i propri obiettivi con la massima considerazione e rispetto per tutti, ma non perdendo mai di vista qual è il nostro obiettivo. Dal punto di vista logistico cambia molto invece.
Dal punto di vista logistico, sì, cambia molto perché le trasferte saranno decisamente più lunghe, però è un sacrificio che ci sentiamo comunque di fare in questo quadro di ripartenza che non può che vederci i protagonisti. Com'era la carne argentina, mister? La carne, grazie a Sciama, era squisita. Allora, mister, promozione. Era quello che volevamo, quello che ci aspettavamo. Girone D. Che campionato sarà? Guarda, noi volevamo fortemente questa promozione, per cui i gironi per noi erano tutti uguali. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo lavorato duramente. Ora inizia il calcio vero. Prima partita di Coppa Italia abbiamo un osso duro che è l'Aragon, una società che ha fatto benissimo l'anno scorso e che si è organizzata altrettanto bene pure quest'anno. Qui abbiamo abbastanza serenità, però consapevoli di quello che dobbiamo fare. Tra l'altro in Coppa Italia bisogna fare sul serio perché la Coppa Italia dà i punti per poter anche ambire alla promozione. Coppa Italia è una competizione a cui ci teniamo moltissimo, a prescindere dal fatto che ti dia la promozione diretta, però perché l'Agragas non può guardare nessun tipo di partita e di competizione con superficialità. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ne siamo più che convinti.